Ben ritrovati amici della Wii Sport, Antonio Carrera vi porge un cordiale saluto e si appresta a raccontarvi della 15ª giornata del campionato di terza categoria. Dal comunale di Scifisi si affrontano Città di Antillo ed SC Sicilia. I ragazzi del presidente Cariolo cercano punti pesanti per recuperare in classifica nei confronti della capolista Lipari. Dall'altra parte gli uomini allenati da mister Mastroianni viaggiano nelle zone basse della classifica e nell'ultimo turno hanno raccolto una pesante sconfitta per 4-0 proprio contro la capolista. Dall'altra parte vittoria in casa per 2-1 contro il Malfa per i ragazzi dell'SC. Con l'ausilio delle nostre grafiche vediamo quindi 22 che scenderanno in campo per regalarci le emozioni di questo match. Nel dettaglio le scelte di mister Creazzo vedono un 4-4-2 con Lucchesi tra i pali, Brianti e Lamanna sugli esterni difensivi, al centro Sottile e Cariolo, a centrocampo Billè e Santoro. Ai loro lati agiranno Amato e Alessi. La coppia d'attacco è quella formata da Cosmin e Centorrino con l'Antillo alla battuta. Quindi passiamo a raccontarvi di questo primo tempo che si apre subito con questo tentativo da parte di Cosmin che viene atterrato. Ci proverà Amato con il numero 10 sulle spalle, prova il sinistro, il pallone tocca però la barriera e l'azione poi quindi si perde. I padroni di casa allora provano a reagire, qui c'è un lancio lungo in qualche modo sul pallone, arriva Clary che ci prova con il destro ma manda ampiamente al lato della porta difesa da Lucchesi. Centorrino poi qui si inventa un bel colpo di tacco, in qualche modo il pallone arriva a Cosmin che prova da fuori, bravissimo il portiere Mondello a distendersi e a dire di no alla giovane punta dell'SC. Ancora qui il Città Antillo con questo tentativo di parte di Mastroianni che addomestica il pallone, prova il destro ma lo manda anche stavolta fuori bersaglio, sempre il numero 11 dell'Antillo che poi ci prova sul calcio di punizione. Dall'altra parte l'SC prova a farsi vedere qui con Amato che cerca la penetrazione, il pallone poi arriva al capitano Pille che prova da fuori. È bravo qui Mondello, nonostante il rimbalzo del pallone davanti a lui a far sua la sfera. Poi qui Centorrino imbeccato da Alessi, uscita sciagurata da parte di Mondello, non ne approfitta però il centravanti di mister Creazzo. Vediamo qui ancora Mastroianni che cerca al centro Clary ancora per Mastroianni, a tu per tu con Lucchese, ci prova e coglie una clamorosa traversa. Dall'altra parte l'SC qui con Amato che scarica per Billè, il tentativo di Billè non va nemmeno tanto lontano dallo specchio, da distanza siderale ci ha provato il capitano. Vediamo qui e poi errore di Cariolo che apparecchia in maniera involontanea per Mastroianni che coglie la seconda traversa di giornata. Sfortunatissimo l'Antillo. Finirà quindi il primo tempo, duplice fischio del direttore di gara a reti bianche. Fino a questo momento l'incontro tra Antillo e SC, meglio i padroni di casa in questa prima frazione. Vedremo se mister Creazzo riuscirà a scuotere i suoi per portarli ai 3 punti. Vediamo qui subito il tentativo da parte dell'SC con Cosmin che scambia con Alessi, il pallone per Centorrino che però alza troppo la mira, pallone completamente fuori bersaglio per l'attaccante di mister Creazzo e qui viene rincuorato dal compagno Alessi. Poi il primo cambio di mister Creazzo, esce Santoro, al suo posto entrerà il numero 15 Cocipera. SC che poi si rivede in avanti qui sull'auto di sinistra, viene servito Centorrino controlla il pallone, lo mette al centro per Alessi che prova a girare di testa, il suo tentativo però è debole, il portiere Mondello fa suo il pallone, uscirà anche Cariolo per Castellano. Vediamo qui ancora l'SC, bellissimo il colpo di tacco di Castellano, il pallone viene imbeccato per Cosmin che prova il tiro, il sinistro va a stamparsi sul palo, sul tentativo di ribattuta Centorrino non controlla il pallone, prova botta sicura. Dall'altra parte ancora Castellano, clamoroso l'errore del centrale difensivo dell'Antillo che apparecchia per Centorrino che porta avanti l'SC Sicilia. Non manca molto al triplice fischio del direttore di gara, il centravanti di mister Creazzo segna un gol dalla valenza fondamentale. Vediamo qui festeggiare insieme ad Alessi, un gol bello quanto importante quello di Centorrino. Uscirà poi per far posto a Donato il numero 2 Brianti, ancora SC in avanti qui, combinazione tentata da Cosmin che cerca Centorrino, il pallone però viene riconquistato da Mondello. Poi qui Alessi allarga ancora per Cosmin, tutto solo sulla destra Cosmin, diagonale vincente ed è la rete del 2-0 dell'SC, 1-2 pazzesco dei ragazzi di mister Creazzo. Mette quindi il primo timbro stagionale il giovane attaccante che poi uscirà per far posto
a Cristian Alessi. Vediamo qui anche il cambio che vede uscire il portiere Lucchesi per il portiere Centorrino. Arriverà il tiro di mischio del direttore di gara, vince quindi l'SC sul campo di Scifi per 2-0. La settimana prossima arriva il CUS. Da Antonio Carè per la Wisport è tutto, alla prossima.